Salve cari amici, siamo a Decimo Puzzu. e siamo prontissimi per questa nuova piazza. È la festa di San Giorgio e sarà molto bello, stiamo cominciando già a montare. C'è una novità, una grandissima novità. C'è la corrente. Abbiamo la corrente, da il subito. palco è stato assemblato e dobbiamo solamente effettuare Il soundcheck. La scaletta dall'ultima serata. fantastico. Notare il pattern di Scarpa. Ciao amici, cari amici che ci seguite su YouTube, su Facebook, su Instagram. Ci troviamo a Decimo Puzzu e tra un po' effettueremo il soundcheck. Poi si va a cena. Si cena. Speriamo di cenare presto in modo da digerire presto, perché digerire sul palco mentre canti. Ecco la rubrichetta del geologo di turno, Gigi Sanciu. Spiegaci quali sono i problemi, Gigi. Il problema della DI, che la DI non sta dializzando. Parlaci della geologia di Decimo Puzzu. Si sorge in una piana alluvionale, quindi però poi succede un'alluvione si porta via tutto, anche la chiesa. Ehi, sa! Chi le inventate le fotografie? Chi mi ha convinto a portar qui le mie? Che fai lo sappiamo, scattano le paranoie. Come avete potuto vedere abbiamo finito il soundcheck, adesso stiamo andando a mangiare. Io mi proteggo. Sergio, cosa comprendeva questo menù fantastico? Signora, ce lo vuole dire lei, la posso riprendere? Ho mangiato gnocchetti alla campionese, salsiccia arrosto e fettine panate. Ragazzi, c'è un problema molto grave, non trovano le cialde del caffè. E questo, ragazzi, non è un mio problema, perché io il caffè l'ho preso. L'altro problema Ma l'hanno offerto, era l'ultima. Cioè, quindi io e Sergio, tu... No, io continuerei col vino, ma tra poco iniziamo. Io continuerei col vino, era molto buono questo Carignano, però voglio il caffè adesso. Ciao Tore. Ciao bello. Lui è Tore, un tecnico Dei giudizioni, dei casini. È quello che ci risolve tutti i casini che capitano in piazza. Non è far finta di migliore. essere più alto, scusa. Se non ci sono io non funziona niente. Esatto. È vero. È la chiave di Perché se volta. non arrivo non arriva niente, nessuno canta. È la chiave di volta di questi spettacoli. Ci sono i fuochi! Siamo molto contenti tutti per questi bellissimi fuochi d'artificio. Io sono sparaflesciato, è come essere stato a un rave party infinito. Quindi vado, non lo so, a drogarmi. Dobbiamo attaccare. Niente, stiamo cominciando amici, quindi rock and roll. Si era detto 8:30 puntuali al bar, però lo sapevamo già. Bravi! Adesso c'è la lotteria, è fantastico.
C'è sudore. Ragazzi, un microfono in mano. Restate qui, facciamo una bella foto. Stringetevi un po', ride. Aspetta che arriva anche Sergio Botto. Gigi, dove sei? Vediamo le spalle. Direi che la conclusione oggi la fa Gigi. No, volevo salutare tutti i fan che stanno Ragazzi, noi mangiamo la faccia vostra, quindi iscrivetevi a questo dannatissimo canale. Non fate le persone brutte, malvagie. Iscrivetevi a questo canale, Sergio. Dov'è il bottone? Il bottone è qui su da qualche parte. Nel telefono. Il telefono è giù. Nel computer è su, all'interno ci vai Tu, Andrea. Comunque, buonanotte. Alla prossima, guardatevi i video precedenti perché sono divertentissimi, specie quello in cui Bot